Erano le ore 9:52 del 14 luglio 1902 quando inaspettatamente a Venezia crollò il campanile di San Marco. Domani sera alle ore 21 dalla loggetta del campanile in piazza San Marco lo scultore veneziano Giorgio Bortoli, che con quelle pietre ha forgiato molte sue preziose opere, ha organizzato un'importante rievocazione di quella pagina di storia tra passato, presente e futuro, in quanto un'altra archiscultura di Bortoli, la Torre di Luce, che rappresenta il legame tra i due campanili di Venezia e New York, è pronta a sbarcare nella City per essere definitivamente collocata al Meucci Museum. Una proiezione delle vecchie immagini del crollo, di una mia scultura che attualmente si trova ad Aviano, pronta per partire per andare a New York, al Meucci Garibaldi Museo di New York, e quindi avremo una triangolazione tra Venezia, New York e Aviano, con la storia del crollo e l'attualità, cioè una mia scultura, una grande scultura di 12 metri che va a posizionarsi definitivamente a New York. La manifestazione di domani sera, promossa nell'ambito dei 1600 anni di Venezia, conta sul sostegno della Procuratoria di San Marco, in particolare del primo procuratore Carlo Alberto Tesserin, ed è aperta a tutti i veneziani. La scultura è pronta a partire, siamo ad Aviano, nella piazza principale, a pochi metri dalla base militare, quindi si tratta solo di caricare. C'è un atto di donazione già costituito, già fatto, quindi siamo pronti. Durante la serata ci sarà un collegamento video in diretta tra Venezia, Aviano, dove si trova la grande base militare americana, e New York. In piazza San Marco, per i 1600 anni di Venezia, vogliamo celebrare in un momento di stanca di quello che è successo purtroppo con il Covid, per un rilancio della nostra città, e quindi è una cosa aperta totalmente ai veneziani e non solo veneziani, al pubblico. Si cerca di rilanciare la piazza sotto il vecchio campanile.